avanti a liberamente variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina a quanto pare devo proprio consegnarvi uno scoop clamoroso, totalmente inaspettato, che sconvolge le nostre certezze anche più granitiche e radicate, ovvero pare proprio, per quanto incredibile sia, che la Repubblica Islamica dell'Iran non sia una ONG pacifista. È incredibile, mi rendo conto, perché nelle ultime settimane, con coro pressoché unanime, ci hanno raccontato che la minaccia alla pace, alla prosperità in Medio Oriente globale era sempre, comunque, in ogni caso, l'orco col tupè, il pazzo insediato alla Casa Bianca e intento a seminare il caos globale. Benissimo, notizia di queste ore. La Repubblica Islamica dell'Iran, perché chiamarlo solo Iran non ci ricorda il sequestro in atto di una civiltà dal 1979 da parte dei tagliagole islamisti, e parliamo della nobile, gloriosa e millenaria civiltà persiana. Ma in ogni caso i Pasdaran sostanzialmente hanno rifiutato il piano di pace proposto dagli Stati Uniti con le seguenti motivazioni. Che non ottempera la loro richiesta di piani di riparazione per gli eventi bellici, cioè il fatto che l'America sganci dollari in conseguenza della guerra, detto dall'entità che da decenni diffonde terrore, morte in tutto lo scacchiere mediorientale, semina focolai bellici a oltranza, vive di una strategia del terrore, voleva anche i danni di riparazione, e poi vuole mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, cioè questa variante mafiosa, diciamo, della teocrazia totalitaria, per cui se passi da Hormuz devi pagare il pizzo alla Repubblica Islamica dell'Iran. In più, sullo sfondo, le fonti iraniane ad ora non lo nominano, ma evidentemente c'è l'indisponibilità a qualunque compromesso sul vero oggetto del contendere, no? Sull'elefante nella stanza, che è il nucleare iraniano, cioè che è la possibilità che una tale banda di tagliagole e allevatori di terrorismo entri in possesso dell'arma atomica. Questo è il quadro, e conferma, diciamo, a posteriori quello che scriveva Henry Kissinger della Repubblica Islamica dell'Iran, e che confermava da vivo l'Ayatollah Khamenei Senior, quando diceva che il negoziato è semplicemente una forma di combattimento, di dilazione, di confusione del nemico, da cui in realtà ogni compromesso è bandito, diceva Khamenei. Quindi è bandito il negoziato stesso, in realtà è una finzione per riattrezzarsi, dilazionare il tempo, riorganizzarsi, secondo quando scriveva Kissinger, notava come la dilazione fosse una strategia per andare in fondo sull'arma nucleare, e Kissinger rimproverava Obama di non aver capito questo, o di averlo capito aver fatto finta di non capirlo. In ogni caso, evidentemente si muovono così. E adesso diventa difficile sostenere che proprio questo maledetto orco non vuole proprio la pace. Che se ne pensi poi di Trump, del personaggio, le modalità, il linguaggio, fin le singole iniziative, però la narrazione che Trump si sveglia un mattino, bombarda a caso la Repubblica Islamica dell'Iran, come se non fosse il principale stato canaglia mondiale, non fosse all'origine del 7 ottobre, non fosse la nazione allevatrice di terrorismo di cui sopra. A caso, e che sia totalmente indisponibile a ragionare su un'uscita, tutt'altro. Trump vuole ragionare su un'uscita già solo per motivi di tattica elettorale sulle midterm. Ma voi capite che se l'attore che hai di fronte ti dice: mi devi pagare i danni, io mantengo il controllo di Hormuz, non sono minimamente disposto a fare passi avanti sulla questione nucleare, non è un negoziato, è la finzione di cui parlava Khamenei e che già radiografava Kissinger.
è ora che il fronte delle nostre anime belle, per quanto si strugga per gli ayatollah e per tutto quello che diciamo non sia la nostra civiltà, se poi siamo in zona islamismo a maggior ragione, prendano atto che la Repubblica Islamica dell'Iran non è un attore razionale disposto veramente a un negoziato, è un attore apocalittico che ha in mente un disegno apocalittico e che sì, in questo momento è una delle principali minacce, forse la principale, alla pace globale. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto